lei che ha fatto partire tutta questa nostra lotta, questa battaglia che ormai è conosciuta in tutto il mondo, perché tutto il mondo ormai ci guarda dalla finestra e vede che cosa stiamo facendo, ormai è una lotta che dura da qualche anno. E a lei va riconosciuto il merito di aver iniziato a scardinare un po' coloro che erano molto sordi nel non voler sentire che invece questo diritto va riconosciuto e applicato soprattutto. E allora sentiamo direttamente dalla voce della dottoressa Randaccio che cos'è la zona franca e poi entriamo nel merito anche di dove siamo arrivati e che cosa stiamo facendo. Buonasera a tutti. Ho visto solo 2 mani sollevate. E allora le facciamo sollevare di nuovo. Quante erano le mani? Chi non conosce la zona franca, mi sembra impossibile. Siamo ormai, se ne parla da mezz'ora, quindi vedo degli amici che ci seguono da tanto tempo e quindi sanno tutto meglio di me. Io quello che posso dire è che naturalmente io conosco una certa parte giuridica, poi della zona franca, però naturalmente non conosco tutto, non ho né la verità rivelata in tasca, né tantomeno sono onnisciente. Questo lo volevo dire agli amici, tante volte mi fanno delle domande e mi attribuiscono anche delle responsabilità più grandi di quelle che un essere umano può avere. Io le cose le ho fatte, le sto continuando a fare, naturalmente con le energie che possiedo, per cui non sono più una giovane signora, e per cui le mie energie non sono più quelle che avete voi giovani, quindi devo andare un po' piano. Un po' piano anche perché tutte le cose che vi ho raccontato, e sono tante, sono dei riferimenti giuridici che i ragazzi, e non solo i ragazzi, sono andati poi a controllare, perché oggi abbiamo questa grande opportunità di avere computer, tutti sappiamo entrare in internet e tutti andiamo a vedere se quello che ci raccontano è vero oppure se si tratta di una sciocchezza. Inizialmente ci davano dei pifferai magici, a me, Luca Toscino, ci avevano detto di tutti i colori, ci hanno detto che andavamo ad illudere la gente, che andavamo a raccontare delle favole, che quello che stavamo raccontando non era proprio così. E io ho più paura di quelli che dicono non è proprio così, piuttosto di quelli che dicono no, non è vero. E questo non è proprio così, me lo sono sentita dire anche l'altro giorno, guardate bene, quando un grosso esponente sardo mi ha detto che noi abbiamo ancora bisogno di una legge nazionale. Si tratta di un parlamentare sardo, non faccio il nome. Però io veramente davanti a certe affermazioni ci rimango molto male perché dico che chi vuole governare la Sardegna, chi vuole governare l'Italia deve avere determinate conoscenze giuridiche, le deve avere. Perché io sono convinta, come qualcuno mi ha scritto su internet, che più della conoscenza vale l'intelligenza. Mi sentite tutti però. Più della conoscenza vale l'intelligenza. Ma l'intelligenza senza la conoscenza a che cosa serve? A niente. Perché guardate, che come vi ho detto prima, non è necessario conoscere tutto. È importante conoscere le cose che ci serve conoscere. Soprattutto per rivendicare i nostri diritti. I nostri diritti sono quelli che ci derivano dal fatto di essere un'isola al centro del Mediterraneo, circondati da 240 km di acqua di mar Mediterraneo. È vero che è così, la cartina geografica ce l'abbiamo presente, è vero che siamo soli, che siamo più vicini alla Francia, Corsica, piuttosto che all'Italia, è vero? Allora, se diamo questo presupposto per vero, presupposto geografico, in base a questa situazione geografica, nel mondo, guardate bene, non solo in Europa, nel mondo, a situazioni come le nostre si provvede con delle compensazioni, che sono compensazioni fiscali. Compensazioni per che cosa? Perché noi abbiamo un problema, perché noi abbiamo un gap, perché noi abbiamo
altre regioni italiane non hanno. E il nostro problema negativo, appunto, è che siamo un'isola al centro del Mediterraneo, come ho detto, circondati da 340 chilometri di acqua, per cui se vogliamo andare a Roma, se vogliamo andare a Napoli, se vogliamo andare a Torino, dobbiamo prendere l'aereo, la nave. Quindi noi abbiamo dei costi, dei sovraccosti di trasporto che dobbiamo comunque, di cui dobbiamo tener conto, perché altrimenti siamo sequestrati nella nostra isola. Cioè, se noi questi costi, sovraccosti di trasporto non ci vengono compensati dall'Italia, vuol dire che noi staremo sempre qui e diventeremo sempre di meno. Perché diventeremo di meno? Perché in situazioni come la nostra, e lo vediamo, noi diventeremo sempre una terra più spopolata. Perché spopolata? Perché non c'è lavoro. E perché non c'è lavoro? Perché nessuno viene ad investire da noi e noi siamo per giunta spopolati, pochi, per cui questo nostro disagio va ad aumentare, perché viviamo pochi in una grande terra, grandissima. Questa è una cosa bellissima, ma è un disagio, perché vivere lontano da Cagliari a Sassari, 300 km, 400, quanti sono, è un disagio, perché se io devo prendere la macchina e devo mettere 4.000 lire, delle vecchie lire al litro di benzina, è ovvio che quello è un costo. Noi non siamo i siciliani con 5, 6 milioni, 7 milioni di abitanti, che le cose se le possono vendere tra di loro. Io se produco, se faccio l'agricoltore, l'allevatore, qualunque cosa, il falegname, qualunque cosa io produca, se la voglio vendere devo stare in un mercato, e il mercato è fatto dall'incontro della domanda e dell'offerta. E allora il mio prodotto costerà più di qualunque altro prodotto che mi arriva da altri paesi, che costerà almeno del mio, perché se mi arriva dalla Cina sappiamo come lavorano, sappiamo che passano da altri porti doganali, quindi noi siamo destinati a che cosa? A non lavorare più, e quindi a immigrare, e quindi a non esistere, e quindi a finire come popolo. Come razza, guardate bene, noi siamo il popolo più antico del Mediterraneo, siamo un popolo che è più antico dell'Egitto, abbiamo una cultura millenaria, ci vengono a studiare il nostro DNA, guardate bene, da tutto il mondo, perché nel nostro DNA c'è scritta la storia del Mediterraneo. Cioè noi siamo una popolazione che si è riprodotta all'interno dell'isola e quindi abbiamo un DNA che noi siamo dei fossili viventi. Allora non capire che abbiamo come i panda, abbiamo diritto ad essere salvaguardati per evitare l'estinzione della specie e per evitare soprattutto che quest'isola meravigliosa venga conquistata dal primo petroliere, dal primo arabo che dice che a Dubai vivono con l'aria condizionata. In Sardegna si può vivere invece senza aria condizionata perché abbiamo un'eterna primavera. O in Russia, i russi, sappiamo che lì c'è la ricchezza e noi invece stiamo diventando sempre più poveri. Perché stiamo diventando più poveri? Sappiamo che esiste la crisi, però la crisi internazionale, questa crisi di cui noi non abbiamo nessuna colpa, ma noi stiamo peggio di tutti, perché questa crisi che non abbiamo voluto, che già ci vede deboli in partenza, ci ha indebolito ancora di più. E a questo punto questa debolezza noi sappiamo che ci deriva perché ci è stato sottratto un diritto. Cioè noi non ci troveremo in questa situazione se lo Stato italiano avesse rispettato le leggi così come chiede a noi di rispettarle. Se lo Stato italiano avesse rispettato non solo le leggi italiane, ma le leggi europee, le leggi del mondo, nelle quali c'è scritto che se una popolazione vive in un'isola ultraperiferica, spopolata, con una grave disoccupazione, gli devi dare le esenzioni fiscali delle zone franche. La zona franca è il diritto ad avere delle esenzioni fiscali, ma per poter essere messe alla pari delle altre regioni, per poter sopravvivere dalla bene. Non è un regalo di più, è una compensazione ad uno svantaggio, è uno strumento di politica economica che serve a compensare uno svantaggio che ci porterà alla distruzione. E noi diciamo, la nostra distruzione si chiama
diaspora, perché vuol dire estinzione di una popolazione che ha diritto di sopravvivere sulla faccia della terra. E chi fa queste azioni, questa diaspora, e guardate bene, non si può chiamare in altro modo, sono chiunque abbia progettato la nostra diaspora è un criminale. Anche se si chiama Stato italiano, è un criminale. E se si chiama politico sardo o italiano che ha stabilito la nostra estinzione dalla faccia della terra, è un criminale che va denunciato al Tribunale dei diritti dell'uomo, all'AIA. E queste azioni noi le faremo e continueremo a farle, al di là del fatto che ci diano meno subito ci riconoscano questo diritto all'attivazione della zona franca subito, compresa la zona franca al consumo, che significa non pagare l'IVA, dazi doganali e accise. Ma questo sapete dove è scritto? È scritto nel libro del fisco, nei tanti testi, è scritto nelle finanziarie, nelle varie finanziarie che si sono susseguite in questi anni, è stato recepito nel DPR 633 del 72, che è la legge sull'IVA. Lo Stato italiano deve rispettare le norme comunitarie, è obbligato a rispettarle, a recepirle nelle proprie leggi. Ebbene, lo Stato italiano ha recepito la normativa, tutta la normativa europea, ma la normativa europea, badate bene, che è una normativa internazionale. Cioè io non posso partire da un porto franco e arrivare ad un altro porto franco con una legislazione diversa. E non è la legge del mare che prevede che nei porti trovi le stesse regole. Queste sono convenzioni antichissime, badate bene, che ci derivano dalla storia. Cioè i primi accordi che ha fatto l'uomo che navigava nei mari è stato proprio quello, sapere, avere la certezza che io parto da un porto, arrivo in un altro porto e dove arrivo troverò quelle condizioni che sono identiche a quelle del porto da dove sono partito. Le regole del mare, badate bene, sono le prime regole che si è dato all'umanità, sono delle leggi ferree. Quindi che cosa ha fatto la Comunità Europea? Ha fissato dei codici doganali comunitari. In questi codici doganali c'è scritto che le disposizioni dei codici europei devono essere recepite dagli Stati nelle proprie leggi. E l'Italia li ha recepiti in questo DPR 633 del 72, che è la legge sull'IVA. Quindi non dobbiamo andare a cercarla in altre leggi e non dobbiamo neanche chiederci o pensare, come ha detto quel politico, che abbiamo bisogno di altre leggi. Non ne abbiamo bisogno, guardate bene, perché è stata aggiornata, questa legge è stata aggiornata da poco. La legge sull'IVA è stata aggiornata da un paio di mesi fa, dove c'è scritto che dal 1 gennaio 2013 le fatture si fanno in un certo modo, quindi modificando quel DPR 633 del 72. Noi l'abbiamo pubblicato sulla nostra pagina, guardate bene. La conoscete, www.zonafrancasardegna.com. Lì abbiamo scritto anche qual è la ultima legge che ha stabilito come si fanno le fatture per noi che viviamo in zona franca, cioè io faccio l'agricoltore, il pastore, il falegname, il commerciante, o faccio l'avvocato, io non devo pagare più l'IVA. Quando io faccio la fattura, io nella fattura ci devo scrivere che IVA non imponibile, perché vivo in una zona franca. Naturalmente ci scriverò i riferimenti normativi e naturalmente prima di fare le fatture senza pagare l'IVA dovrò comunicare all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia delle Dogane che io intendo avvalermi di questo diritto alla sopravvivenza che si chiama zona franca. Quindi quello che sono qui, non siamo qui per sobillare nessuno, né tantomeno noi siamo qui perché tutti prendiamo coscienza dei nostri diritti. Prendere coscienza significa però anche che tutti assieme, badate bene, senza dividerci, perché noi non chiediamo, non vogliamo fare un partito, noi non siamo un partito, siamo uno strumento di politica economica. Chiunque partecipa alla zona franca, noi apparteniamo a tutti i partiti, siamo d'accordo con tutti quelli che parlano di zona franca, guardate bene, dai grillini
alla destra, alla sinistra, al centro, agli autonomisti, siamo con tutti e non vogliamo confonderci, non siamo un partito, quindi non possiamo dispiacere a nessuno perché tutti ci chiedono, siamo con voi, siamo con tutti, noi non vogliamo uno strumento di politica economica, cioè chi va a fare politica deve conoscere questo strumento, badate bene, lo deve conoscere, non ci possiamo più affidare all'improvvisazione o alla speranza, chissà se lo farà o se ci ascolterà, come un miracolo che deve avvenire. No, non vogliamo miracoli, noi vogliamo diritti, perché il passo successivo, noi stiamo diffidando il direttore delle dogane, badate bene, noi stiamo raccogliendo le firme e stiamo diffidando il direttore delle dogane di Roma, al quale chiederemo anche il risarcimento dei danni, al quale chiediamo che comunichi immediatamente all'Europa che la Sardegna è attiva già dal 1998, quindi sono passati 15 anni da che la Sardegna è stata attivata come zona franca, guardate bene, non istituita, perché l'istituzione è del 1948, guardate bene, 1948, cioè la fine della seconda guerra mondiale, e il nostro diritto, questa è un'altra cosa che vi devo dire, importante, scrivete, stampiamocela nella mente, il nostro diritto, guardate bene, è precedente alla nascita della Comunità Economica Europea, che è nata col Trattato di Roma del 1957. Quindi non è nata la Comunità Economica Europea, quella che si chiama oggi Unione Europea, quella che ha scritto i codici doganali e che ci impone di rispettare le leggi europee, di recepirle nelle leggi italiane. La Comunità Economica Europea è nata dopo che è nato il nostro diritto. E la Comunità Economica Europea è nata con un trattato. La parola trattato vuol dire che si sono uniti più stati. Allora il trattato vale più delle leggi di livello costituzionale, ok? Quindi valendo, cioè nell'ordine gerarchico delle leggi, il trattato è in alto, è all'apice. Poi vengono le leggi costituzionali, poi vengono le leggi ordinarie, poi vengono le leggi regionali, badate bene. Questa cosa che vi sto dicendo è importantissima, perché non possiamo cambiare con una legge regionale, come qualcuno ha tentato di fare qualche mese fa. Non possiamo modificare un trattato internazionale. Che se lo ricordino i nostri politici che devono andare a fare politica, che queste cose noi non gliele permettiamo, queste ignoranze così grandi, noi non le permettiamo più a nessuno. Perché chi va a fare politica deve fare politica negli interessi della popolazione che deve essere governata. E gli interessi vuol dire innanzitutto quelli economici, non altri. Noi vogliamo che chi va a fare politica faccia i nostri interessi economici, cioè che decidano le cose che ci danno ricchezza, benessere, non miseria, povertà e disperazione. Perché in questo momento siamo tutti alla disperazione. Io non sto facendo populismo, anche se mi accaloro, non lo faccio, lo sapete bene, lo faccio perché parlo col cuore, non con la bocca, parlo con la testa ma anche col cuore. Perché amo profondamente questa terra, perché mi fa tanta rabbia e non ci troviamo in questa situazione, soltanto per qualcuno, perché qualcuno ha deciso che noi ci troviamo in questa situazione. Noi viviamo nella terra più bella del mondo, però se non ci danno subito la zona franca, subito, noi rischiamo di scomparire, perché ogni giorno partono più di 100 ragazzi e stanno partendo i ragazzi, le intelligenze, noi non abbiamo un futuro per i nostri figli, stanno partendo, stanno decidendo di andarsene, perché qui non c'è lavoro e il lavoro si crea soltanto come? Con la defiscalizzazione di tutto, badate bene, perché non è soltanto togliere l'IVA, dazi doganali delle accise, è anche dare le opportunità agli imprenditori nostri, noi che ci mettiamo a fare impresa, ognuno di noi che assume gente, che si mette a lavorare, deve avere degli sgravi fiscali, l'abbattimento delle imposte sul reddito come minimo per 10 anni. Questo succede nelle zone franche. Io ho i contratti che stanno stipulando adesso degli amici che stanno andando ad investire in Croazia. Gli danno l'abbattimento degli oneri fiscali per 10 anni. Non pagano ICI, non pagano IMU, non pagano IRPEG, non pagano niente. Non
assistenza e previdenza, gli oneri sociali, quelli si chiamano oneri sociali, lo sapete? Perché c'è stato l'altro giorno a Ozieri un ragazzo che ha spostato una ragazza di Ozieri, però lavora a Gioia Tauro, e ci ha spiegato lui, meno male, perché non si pagano gli oneri sociali. Perché quando io creo un posto di lavoro in aperta campagna, dove non c'è niente, allo Stato conviene non chiedere niente all'imprenditore che crea un posto dal nulla. Perché? Perché quel posto il lavoratore pagherà l'IRPEF, il lavoratore. Quindi quel 30% minimo va a compensare quello che sta pagando il datore di lavoro allo Stato come contributo assistenziale previdenziale. Noi dobbiamo creare un posto di lavoro dal nulla, ecco perché non dobbiamo pagare le tasse, non dobbiamo pagare più niente, se non le imposte dirette, chiaramente. Io guadagno, lavoro e lì devo pagare. Speriamo comunque in una politica di crescita che si abbattano anche, così come in tutte le zone franche del mondo, si abbatta anche l'imposizione fiscale, perché siccome i posti di lavoro saranno tanti quelli che si creeranno, quindi tutti lavoreremo, tutti saranno ben lieti di pagare quello che dobbiamo pagare alla regione a questo punto, perché sarà un sistema regionale. I tributi, tra l'altro, noi già abbiamo il diritto ad avere i 9/10 di tutti i tributi, quindi lo Stato italiano dovrà continuare a pagare quello che sta pagando, perché se noi abbiamo bisogno di una compensazione è perché abbiamo uno svantaggio. Allora non è pensabile, come qualcuno racconta, che lo Stato italiano, come faremo a pagarci l'ospedale? Come facciamo a pagare le ASL? Ma stiamo scherzando? Ma è com'è possibile? È pensabile che tu sei svantaggiato e lo Stato ti toglie qualcosa? No, lo Stato ci deve lasciare quello che già abbiamo, ma ci deve aggiungere la zona franca in aggiunta. Non è che io ti do la zona franca e ti tolgo qualcos'altro. Quindi tutti quelli che vi raccontano non avremo più soldi per le pensioni, non avremo più soldi per pagare stanno soltanto raccontando sciocchezze e fesserie. Allora la verità vera è che è una giunta che ci spetta, perché altrimenti questi 240 km di acqua che ci separano dal resto del mondo, noi non riusciremo mai a superarli. È solo per questo che ci spetta la zona franca, non ci spetta per altro. Quindi è una questione geografica, Aspetto le domande. Grazie, buonasera. Visita ufficiale come rappresentante del movimento, visto che anche lei è uno dei al vertice del movimento insieme alla dottoressa, visto che si recherà a Livigno, le chiedo anche un paragone, casomai più che con Livigno anche con le Canarie, visto che forse è la realtà più vicina a noi. Sì, allora buonasera a tutti. Io volevo fare un discorso abbastanza articolato sulla zona franca, siccome prima effettivamente alcuni hanno detto che non sapevano bene che cosa fosse. In breve io volevo dire che la zona franca in realtà è una porzione di territorio alla quale vengono riconosciuti determinati benefici tipo doganale fiscale, come ha detto la dottoressa, ma che viene considerata, diciamo, al di fuori della linea doganale del paese a cui ci si riferisce. Cosa significa questo? Significa che in pratica è considerata come se fosse un posto all'estero, cioè sostanzialmente al di fuori dello Stato, nel nostro caso al di fuori dell'Unione Europea. E in questa posizione l'Italia già ha degli altri posti che noi appunto ha citato prima Mariano, Livigno, campione d'Italia, anche in qualche modo la Val d'Aosta e alcune parti del Friuli Venezia Giulia, ma diciamo così, per quanto riguarda la Sardegna, in realtà noi avevamo questo beneficio che ci era stato riconosciuto già dal 1948, come ha detto la dottoressa, perché era previsto nell'articolo 12 dello Statuto Sardo. Ma in realtà l'articolo 12 dello Statuto Sardo non è altro che il punto, diciamo, finale di un percorso che era già storicamente consolidato in Sardegna, nel senso che noi, se torniamo indietro nel tempo, arriviamo addirittura all'epoca spagnola,
nella quale in sostanza, e stiamo parlando di prima del Settecento, in sostanza alla Sardegna erano riconosciuti tutta una serie di privilegi e franchigie doganali. Cioè in sostanza la Sardegna, proprio per la sua insularità, fin dall'epoca della dominazione spagnola, che come sappiamo si protrae in Sardegna fino al 1708, ecco, fino a quell'epoca lì già si riconoscevano dei privilegi nei commerci e la possibilità di non pagare varie imposte e dazi doganali. Questo perché si riteneva che la Sardegna, essendo appunto isolata, essendo un'isola al centro di un mare come è il Mediterraneo, avesse diritto a delle agevolazioni che potessero in qualche modo rendere competitivi i suoi prodotti. E infatti noi vediamo che dopo quest'epoca, quando poi la Sardegna, come noi sappiamo tutti bene, passa al Ducato di Savoia, che all'epoca era un ducato e diventa regno proprio perché gli viene attribuita la Sardegna nel 1718 e poi nel 1720 col Trattato di Londra. Nel Trattato di Londra c'è scritto dettagliatamente che tutti questi privilegi che la Sardegna aveva, anche di tipo franchigie doganali, quindi zona franca di fatto, dovevano essere riconosciuti dal nuovo re. E infatti per molti anni, fino addirittura al 1847, quindi più di 100 anni dopo il passaggio ai Savoia, la Sardegna ha queste franchigie doganali, ha addirittura un'amministrazione fiscale completamente distinta da quella degli stati di terraferma. Se non che nel 1847, per un'incredibile serie di vicende e anche una crisi economica che in qualche modo all'epoca, così come ora, attanagliava l'isola come altri paesi di terraferma, si sceglie la fusione con i territori continentali e quindi la Sardegna rinuncia in qualche modo ad avere un regime fiscale doganale autonomo. È una rinuncia però che ben presto si rivela, e questo noi lo troviamo in tanti scrittori dell'epoca come Tuveri, Giovanni Sottopintor e tanti altri. È una rinuncia che ben presto viene ripresa in considerazione dallo Stato italiano, che poi noi sappiamo bene dal 1860 nasce lo Stato italiano, quindi il Regno di Sardegna si trasforma in Stato italiano e nel 1897 viene adottata una legge speciale dallo Stato italiano che serve proprio a in qualche modo colmare il divario che si è creato tra l'economia della Sardegna e il resto dello Stato. Proprio dopo la fusione del 1947 la Sardegna comincia a incontrare una crisi economica profonda che in qualche modo viene ad essere affrontata con questa legge speciale che riconosce tutta una serie di finanziamenti e una legge di rinascita de litteram, insomma. Una legge che viene poi rinnovata e ampliata nel 1907 ed è il periodo dei grandi lavori di bonifica delle dighe, Lago Modeo e tante altre, che sono nient'altro che la conseguenza di questi grandi investimenti, di queste agevolazioni. Quindi quando noi arriviamo poi, dopo la seconda guerra mondiale, nel 1948, anzi prima, nel 1946, lo Stato italiano, ormai reduce dalla guerra, prende atto della posizione particolare della Sardegna e nomina un commissario speciale, un commissario del governo, che deve occuparsi di trovare un regime giuridico, fiscale e doganale idoneo a garantire alla Sardegna la competitività con le altre regioni. E infatti nel